Buonasera, eccoci Ciao. con il signor Cicci Agabio, presidente della Proco di Gonus Fanadica. Buonasera, signor Cicci. Grazie signore Cicchia. Eh, ci può raccontare la sua esperienza riguardo al malocchio? Beh, in famiglia abbiamo avuto un caso. Un caso mia mamma non ci credeva ai medicinas antigas. E poi io dico che è meglio crederci dopo l'esperienza avuta appunto. E pare che una mia sorellina eh, fosse carina, aveva gli occhi azzurri, aveva i ricci, era una bella bambina. E di colpo questa bambina si è ammalata, si è lasciata andare un po' e ogni giorno peggiorava. E, e mamma non credendo a queste cose, non le fece puntare la medicina su Guglielmo, eppure qualcuno del vicinato signora Angelina, provi a farle la medicina. Mamma, come dicevo prima, non ci credette e mia sorellina andò via. E da allora mia mamma aveva questo rimorso e poi a tutti ha insegnato se bene non fa, ma se male non fa lo stesso, sicché fatela e niente, da allora io mi sono appassionato, diventando grande, mi sono appassionato a questa medicina antica e niente, sono riuscito anche a conservarne qualcuna con il tempo e niente. Ma ce ne Questa è vuoi l'esperienza. raccontare qualcuna di queste, una magari curiosa, Ma particolare? ce ne sono tante anche carine, come sapete non è che si possono raccontare e dire perché prima di tutto bisogna crederci. Eh, una cosa che ho scoperto, il popolo sardo era devoto, era ai santi, a Gesù, a Dio, credevano, appunto erano molto religiosi. E tant'è vero che tutto inizia con i nomi di Dio, tutte le preghiere per le medicine. E io ne conosco alcune, anche se non le faccio perché un po' mi vergogno, perché sembra che niente, che sembra che si facciano per avere un corrispettivo, assolutamente no. Ce n'è una curiosa, che questa ve la posso anche dire, è quella del mal di denti. Il mal di denti è così, se vuoi che ti passi, devi, fare, devi tagliarti le unghie dei piedi e delle mani il venerdì e non avrai il mal di testa, il mal di denti. Se poi vuoi che non ti venga mai, lo devi fare ogni venerdì. Ogni venerdì ti devi tagliare le, le unghie dei piedi e delle mani. Questa è una medicina. Poi ce ne Poi sono altre, io conosco quella del Sogubigao, anziché farlo con l'olio, cioè acqua, il grano, io lo faccio con il sale, mi è stato insegnato con il sale, poi quello dei porri, ce ne sono tantissime sì. che conosco ma che non Poi una volta esercito. mi ha raccontato della medicina della mal di pancia del cavallo. Sì, ma il pancia del cavallo, quello bisogna, c'è chi dice, ho trovato chi mi ha raccontato che dovevano essere gemelli e uno dei quali doveva nascere con i piedi davanti e in avanti. Però alcuni mi dicono no, basta che sia nata, anche se non sono gemelli, perché uno sia nato così che può fare questa medicina. Questa medicina, niente, anche lì deve fare una preghiera e poi con il piede deve fare il segno della croce al cavallo quando c'è appunto il mal di pancia. E non si applica niente, qualche No, no, unguento, niente, al cavallo niente, solo coi solo brevis. i brebus
rimane breve e poi fa questa, poi ce ne sono altri, questo per dei mal d'ossa, insomma queste cose che ci sono, queste quanto riguarda, che si fanno medicina con il ficco, con le piante del ficco, e quello lì è semplicissimo, se no c'è sempre la preghiera che Non si può svelare. no, non è che non si possa svelare, a me mi è stata insegnata, ha detto guarda, questa è così, ce n'è un'altra che deve essere un po' caro, ci sono alcune malattie, perché guardate che il popolo sardo si curava tutto con le medicine antiche, anche se oggi sembra, qualcuno diceva, anche oggi dicono che queste medicine erano magie, invece non è vero niente, lo facevano tutte appunto in nome di Dio, che non è che altri erano stregoni, falso, tutte bugie. Ecco, a colpa di queste cose, qualcuno anche se le sa non le esercita, non le fa, magari può fare anche del bene. Dicevo, c'è chi non ci crede non fa assolutamente effetto. Ci devono credere sia chi le esercita, chi lo fa e anche diciamo, la persona che devi curare. Questo è un po' il tutto. Io consiglio a tutti di crederci perché male non fa. Poi ci sono anche alcuni oggetti che posso ubicare, molti usano un nastrino verde, io conservo uno che è antico, questo qui lo mettiamo quando nasceva, no, un blocco, questo è antico, mentre questo è sempre posso ubicare, E lei come lo chiama quello? Perché mi hanno dato diversi nomi. Pindellino, adesso non lo so dire neanche io in sardo, non c'è, ma come ti hanno detto che si chiama? Io sa zaveggia, su cocco, su vinnadeggio. Suinareggio, io lo so, e questo invece è molto più recente. Quello è un portaprofumi. No, questo è da mettere, anche questo è sempre col suo ubico, però da grande, mentre questo era, lo mettevano il bambino quando usciva da grande, da piccolo, perdono, scusa. E questo qui invece è quello che usavano quando era più grande, da giovane, e poi niente, poi c'è. Ultimamente ho scoperto per trovare marito, Ah, non per trovare marito, trovare moglie. Io l'ho provato per trovare moglie, marito, perdono, non io. L'ho fatto fare a una persona, tra cui è di Guspini, e ho trovato fidanzato. sì, in che cosa consiste? Ma mettere anche questa c'è una piccola preghierina, e poi mettere delle foglie sotto il cuscino. Non so se l'avete mai sentito. Sì, però non so quali foglie bisogna usare. No. Non si possono svelare. Me lo devi dire quando stai cercando un marito. Ah, ecco. Lo proviamo. Non dico che riuscirà, ma non sa mai. Vabbè. Grazie, signor Cicci. Niente.